La mia esperienza è che loro mi hanno fatto il cappotto, mi hanno messo i fotovoltaici che non funzionano e mi hanno tolto i vecchi serramenti e adesso mi trovo con la casa senza serramenti, senza portoni per chiudere, con il freddo, l'acqua. Continua ad essere questa la condizione per molti proprietari che si sono affidati al gruppo di Nervesa Casa Zero per la ristrutturazione con il bonus 110%. Sara con il marito Lucio sono arrivati questa mattina a Bidasio da Ponte San Nicolò di Padova e si sono uniti a tanti altri giunti non solo dalla Marca o dal Veneto ma anche dalla Lombardia e dal Piemonte. Tutti davanti alla sede dell'azienda che non riesce più a far fronte agli impegni presi e che avrebbe già chiesto al Tribunale il concordato in continuità per evitare il fallimento. Ci aspettiamo che da questo concordato esca un piano industriale. Vista da fuori è difficile che abbiano un piano industriale sostenibile. Giuro, siamo tutti con delle grosse domande e poche risposte. Oltre un centinaio di proprietari che via social si sono dati appuntamento davanti all'azienda, molti ancora frastornati per quanto gli sta accadendo. La mia posizione qual è? Io non ho avuto finora nessun lavoro fatto, nessuna risposta sui tempi, però ho visto il mio cassetto fiscale che si sono prelevati 65.000 X soldi. Vai dall'avvocato. Vai dall'avvocato. Dall'avvocato. Devi tutelarti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia delle Entrate è un ente persecutorio, non è conciliatorio. Dice tu mi devi dare dietro quei soldi e tu poi puoi dimostrare che non glieli devi dare, ma sta a te dimostrarlo. Perché oltre al danno c'è il serio rischio della beffa delle cartelle esattoriali, da decine per non dire centinaia di migliaia di euro da restituire allo Stato. Per questo sarà costituito un comitato a tutela degli interessati, mentre si fa sempre più incerto il futuro di Casa Zero, con ponteggi che si volatilizzano e gran parte dei dipendenti che si sono dimessi. Sono rimasti in 20 e adesso quei 20 dovrebbero portare avanti i progetti. Quindi è facile che anche questi poi rimangano a casa? È facile, sì. È facile. Se anche. questi rimangono a casa cosa succede? Si blocca tutto? Basta, è chiuso in maniera definitiva.